Oggi possiamo finalmente vedere quel capolavoro che abbiamo alle mie spalle, che è sempre stato lì in quel posto fin dalla nascita della chiesa, e quindi possiamo vederlo ristrutturato, recuperato, riscoperto anche e ricostruito anche nella sua struttura, riportando alla luce di oggi i colori originali dello Schivenoglia quando lo fece a suo tempo. È un quadro di grandissime dimensioni, è un telero di 30 metri quadrati di superficie, pari a un monolocale, e quindi era impossibile, portarlo, trasportarlo in laboratorio, e quindi tutto il lavoro è stato fatto qui in chiesa con una struttura portante metallica in sicurezza, dove hanno lavorato per oltre 6 mesi sia il restauratore che anche 2 ragazze che hanno fatto lo stage dell'Istituto di Santa Paola assieme al restauratore. Questo è un altro lato positivo della cosa, perché l'opera è stata anche vissuta da 2 giovani che hanno visto da vicino questa meraviglia. Ecco. Il dipinto che vediamo è di Francesco Maria Raineri, lo Schivenoglia, e rappresenta Sant'Anselmo che benedice le armi di Matilde di Canossa, che combatterà appunto in difesa della Chiesa. È un quadro singolare perché è quello di più vaste dimensioni di questo pittore, è singolarissimo, che lo dipinge a 80 anni, e questo dipinge la sua opera più grande e più importante a 80 anni. Io e Nella Roveri, insieme a Sergio Marinelli, abbiamo realizzato un volume dedicato al dipinto di Francesco Maria Raineri, alle sue vicende storiche e di restauro, in particolare legate alla famiglia Di Bagno, la famiglia Guidi Di Bagno, che ha avuto una grande importanza per Quingentole, perché qui aveva una villa, una residenza di villeggiatura, e inoltre il vescovo Di Bagno è stato committente della chiesa e committente anche dello Schivenoglia. Insieme all'equipe internazionale composta, oltre che da me, da Paolo Bertelli, da Miguel Herrero e da Marta Daraic, collaborazione quindi con università spagnole di Lleida e di Valencia, abbiamo avuto modo di studiare la tecnica di Schivenoglia, un vero e proprio mistero che tuttavia si colloca in quelle che sono le istanze più innovative del Settecento. Schivenoglia è un grande sperimentatore, è perfettamente aggiornato sulla stagione del suo tempo e sui pigmenti, quindi sui colori, che usa in maniera assolutamente creativa.